Attacco al Comune di Venezia da parte della Regione del Veneto, nello specifico l'affondo nei confronti dell'assessore comunale ai trasporti Renato Boraso da parte dell'assessore alle infrastrutture del Veneto Elisa De Berti. Al centro del contendere la mancanza di corse supplettive dei treni in occasione di criticità speciali come il Carnevale di Venezia con afflussi record di gente. Incentivare le persone con i treni a recarsi a Venezia sarebbe stato ulteriore problema, quindi aveva posto il veto. Quindi in quel caso la Regione e Trenitalia non c'entrano niente. Ma non è tutto. La Regione sulla questione non avrebbe e non avrebbe avuto alcun ruolo deliberante, così sempre la De Berti. Ci tengo a spiegare che per quanto riguarda il Carnevale di Venezia, la Regione non viene chiamata ai tavoli in prefettura per decidere eventuali rinforzi nel trasporto pubblico locale, sia come treni che come gomma, partendo dal presupposto che qualche mese fa, quando era stato fatto il tavolo dove si era discusso il trasporto pubblico locale, il rappresentante del Comune di Venezia aveva posto il veto a Trenitalia di aumentare i treni, di fare dei treni speciali per portare le persone a Venezia, perché diceva che già il Carnevale creava una situazione di criticità a livello di sovraffollamento della città. Interpellato sull'argomento, l'assessore Renato Boraso rilascia poche piccate parole che riportiamo testualmente. Smentisco categoricamente, dice, che sia andata così. Noi non abbiamo mai chiesto alla Regione di non fare treni speciali per il Carnevale, chiosa laconico.